Dopo la presentazione ufficiale della manifestazione avvenuta a Villa Braida di Mogliano Veneto, nell'Alpago a Tambre, nello splendido scenario montano, si è svolta la suggestiva cerimonia d'apertura del Festival dei Giovani con il trofeo CONI, alla presenza del presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle, dell'assessore regionale all'agricoltura e foreste Franco Manzato e del plurimedagliato olimpico Rossano Galtarossa, testimonial dell'evento. Sport e natura si incontrano in Cansiglio per un mese. Ma certamente è stata scelta una località splendida, lo sport vuole essere anche portatori di messaggi positivi per il nostro territorio. Abbiamo fatto i giochi invernali a Falcade e Alleghe, ritorniamo dopo 3 mesi in una località sempre del Bellunese che deve essere nuovamente riscoperta dagli amanti della montagna. Una località piena di boschi, piena di paesaggi stupendi, dove lo sport può diventare punto di traino per un turismo sociale. Credo che poi noi, il mondo dello sport, l'8 giugno è la giornata dello sport nazionale, festeggia i 100 anni del CONI, festeggia un CONI che con i suoi migliaia di volontari ci pone a 7º, 8º posto nella graduatoria mondiale. E in un momento così difficile rimane ancora con la forza di attrarre moltissimi nell'attività sportiva. Ma cos'è il Festival dei Giovani? Una delle tante manifestazioni che vogliamo inserire in questo territorio. Partiamo dal Cansiglio, dall'Alpago Cansiglio, con manifestazioni con questo accordo con il CONI per fare le mini Olimpiadi del Veneto. Ci saranno molte altre manifestazioni in termini di sportive, perché ci saranno le maratone, ci saranno le corse e anche in bici durante tutto il 2014-2015 e anche oltre, però si allineano ad altre manifestazioni come Boster, che in questo momento si sta svolgendo in piana di Cansiglio. Credo che sarà insieme, partendo dall'Alpago Cansiglio da Belluno, ci sarà un investimento forte sulla montagna veneta. Passeremo dal Belluno, arriveremo sul Vicentino e poi sul Veronese. Nell'armonioso progetto di rilancio trasversale tra sport e natura per la valorizzazione del Cansiglio è stato inserito il progetto Boster, voluto dalla Regione Veneto, che nel contesto sportivo vedranno coinvolte 26 federazioni con la presenza di 3.000 ragazzi under 14 del nord-est per tutto il mese di giugno. Lo sport parte dalla base e queste sono manifestazioni che valorizzano gli atleti, le discipline sportive e soprattutto permette di conoscere paesaggi e territori straordinari come questo. Quello che pensavo salendo qui, io arrivo da Varese, quindi ho dovuto fare una corsa per raggiungere l'apertura di questi giochi e di questa manifestazione così importante per l'attività di base, gli under 14, in una giornata magnifica. E infatti vi dicevo, caspita, è incredibile come lo sport possa far apprezzare e conoscere dei luoghi del nostro territorio che sono splendidi. Questa manifestazione non dico valorizzi solamente il comune di Tambre, ma è un giusto riconoscimento all'intero territorio del Cansiglio e dell'Alpago. Abbiamo lavorato bene in questo ultimo periodo a livello di amministratori locali, abbiamo fatto sinergia e credo che questo sia il giusto risultato di una sinergia a livello locale in maniera trasversale tra le varie amministrazioni dell'Alpago. Apertura dei giochi è avvenuta con la suggestiva sfilata di una rappresentanza di atleti preceduti dal tricolore, dalla bandiera olimpica e da quella della regione, con il giuramento degli atleti e dei giudici, seguito dall'accensione del tripode da parte degli atleti Renata Spagnolo, Fiorenzo Zanella e Chiara Simeonato, dai gonfaloni dei comuni coinvolti ed una simbolica fiacola di legno ricavata dal legno dei boschi del Cansiglio, per questo Festival dei Giovani che si concluderà domenica 28 giugno.